Allora, direttore, il tempo ci è sfuggito, abbiamo pochissimi minuti a disposizione. Lei deve aggiungere qualcosa relativamente all'aspetto della sicurezza e poi vediamo un po' programmi futuri anche con servizi A, cosa pensate di fare? No, volevo aggiungere una cosa, che è chiaro che siamo in una situazione di emergenza. Lo viviamo tutti i giorni, qualsiasi cittadino, dal ragazzino alla persona anziana, vive questo problema, questo dramma della sicurezza, non essere protetti neppure a casa propria, cioè non solo quello di camminare per strada, ma non ci sentiamo sicuri neppure a casa, e la casa che dovrebbe essere l'ambiente più tranquillo, no. Allora io dico, se siamo in una situazione di emergenza, io sono favorevole anche perché in una situazione di emergenza escano dalle caserme, escano i militari e vengano coordinati dalle forze di polizia, quindi dai carabinieri e dalla polizia di Stato. Ricordo che i carabinieri e con l'esercito nelle aree di guerra svolgono un servizio nelle città di presidio, di controllo, di sicurezza che è invidiato da tutto il mondo. Va bene? Quindi non capisco perché queste grandi forze di polizia che abbiamo all'interno anche dell'esercito non debbano essere impiegate, se non in Iraq, in Afghanistan e in questi paesi qui, anche nella nostra città, anche nel nostro Stato. Abbiamo delle risorse all'interno delle caserme, queste risorse devono essere messe sul territorio e credo che non è soltanto una questione deterrente, ma è anche una questione che dà sicurezza ai cittadini ed è quello per il quale noi anche come Confservizi, con l'accordo che abbiamo fatto con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, abbiamo dato una sottolineatura e non ci fermeremo qui. Benissimo, allora noi intanto sono arrivati anche altri messaggi di sfiducia nei confronti di chi ci governa, quindi proprio di sfiducia, di ormai una sorta di quasi di arrendersi a una situazione che sfugge di controllo. Se non c'è un controllo generale per tutelare i cittadini che poi appunto pagano i servizi, le tasse e quant'altro, chi è onesto si mette in discussione ovviamente. Quando ti arrivano addosso belve scatenate come quelli che hanno assaltato la gioielleria vicino distributore, o si è armati o si finisce per soccombere, e questo diventa un pensiero molto diffuso. Allora affronteremo ancora questo tema, magari se lei ci vorrà supportare, speriamo appunto di non avere occasione di dover raccontare altri fatti terrificanti che si verificano anche nei mezzi di trasporto a danno anche peraltro di chi lavora, ma che qualcosa si possa risolvere, tant'è. Nel frattempo vi auguriamo buon lavoro naturalmente. Grazie, Vi terremo voi cittadini aggiornati, ringraziamo il direttore di Confservizi Veneto, voi di aver partecipato e noi come sempre ci ritroviamo domani, buon proseguimento.